fin dei conti la scuola è il primo anello della società civile, perché in piccolo rappresenta quello che è la nostra società, il primo esperimento di società e di vita in comune che fa l'uomo prima di diventare cittadino. Molto bella questa mattina al liceo Boggiolera, in cui non sono stata io a portare una testimonianza di scuola reale, ma sono stati i ragazzi e le ragazze che hanno interpretato il testo Domani c'è scuola, edito da Mondadori, hanno creato degli spin-off, hanno creato degli sviluppi sulle storie, hanno creato dei trailer e soprattutto delle domande profonde in cui cercavano autenticità probabilmente anche in loro stessi, ed è questo, spero, che sia il senso dell'incontro. Il primo, incontro tra una scuola di Palermo e una scuola di Catania con queste tematiche, accomunate dall'essere scuola, da cosa vuol dire fare scuola e qual è il senso profondo della nostra azione quotidiana. Bellissimo che i ragazzi sono stati super attenti, partecipi, mi hanno fatto emozionare e non mi sono vergognata di mostrare la mia emozione, perché non bisognerebbe mai nascondere la parte più autentica di noi stessi. Gli insegnanti straordinari li hanno condotti in questa lettura molto approfondita del testo, molto grata alla preside che ha permesso un incontro di questo tipo e anche grata alla presenza della dottoressa Trincato dell'ambito territoriale e dell'assessore alla cultura del comune di Catania.